Buonasera amici di Rugby House, bentornati insieme. Dopo un po' di pausa 6 nazioni, riprende il campionato d'eccellenza. Sabato, una trasferta difficile a San Donà, parleremo oggi, come parleremo ovviamente anche di altri contenuti. Diamo il nostro benvenuto al nostro coach, Joe McDonnell. Ciao Joe, benvenuto. Buonasera. E rovigooggi.it, Giorgio Chilli. Ciao, grazie dell'invito. Tanto Joe, benvenuto tra di noi. Come sta la squadra? Adesso bene, le ultime 5-4 partite noi giocare meglio, discorso di pre-stagione, di prima 5, nuova squadra, nuovo piano di gioco, nuovo sistema, ma un po' di confidence nella squadra adesso. Dopo Femioro, Viadana, questa ultima partita Reggio, un po' di confidence nella squadra. Ecco Giorgio, una squadra che è cambiata sicuramente, una squadra che dà più fiducia, che è più confidente come dice Joe, e anche a livello diciamo anche mediatico, di media, insomma c'è un approccio totalmente diverso a quello che si vedeva prima. Sicuramente sì, è cresciuto molto comunque a livello caratteriale secondo me da inizio stagione, ha preso in mano la situazione anche con il pacchetto, sta gestendo meglio le partite, diciamo che siamo sulla strada giusta, le ultime partite stiamo ricalcando quello che abbiamo fatto l'anno scorso nella seconda metà della stagione. Quindi secondo me insomma, arriveremo ai playoff e poi ce la giocheremo. Ecco Joe, in questo percorso dicevi 4-5 partite, poi qualcosa è cambiato un po'. C'è qualcosa, c'è un episodio, un qualcosa che è cambiato, ha fatto cambiare la testa dei giocatori, l'ambiente, o è stato veramente una progressione? Forse the squadra c'è 4 leaders, there's 3 capitani, lascia un po' di responsabilità ai ragazzi. Questi ragazzi hanno preso di squadra in mano, anche adesso i ragazzi comfortable tra voi, ma sì, no, anche quando giocare mi sento giocare insieme. Quindi c'è un feeling diverso tra i giocatori, nel senso si sentono più a loro agio stare insieme? Sì, perché we cambia la squadra di 16 nuovi ragazzi dentro la squadra, quindi tempo, certo. anche non c'è quasi tutte stagioni di centri, senza Joe, Dennis infortunato, McCann infortunato, quindi tanti fiducia in per esempio Francesco Modena, 17 anni, ha giocato 4 o 5 partite di eccellenza in 2 coppe, quindi complimenti agli altri ragazzi dentro la squadra, dei più vecchi, per la fiducia in giocatori giovani. Questa anche è chiave per me. C'è la sensazione che dopo la sconfitta in casa con i russi sia cambiato qualcosa, cioè lì si è toccato un po', quando hai detto i leaders hanno preso in mano la situazione, probabilmente lì ci si è resi conto che qualcosa forse doveva cambiare. È una sensazione magari mia o nostra, o è successo qualcosa in quella partita lì che ha cambiato un po' la mentalità? Sì, anche mentalità, anche pressione, noi non abbiamo giocato bene, quindi bisogna cambiare qualcosa, ma non io, i giocatori, Certo. perché i giocatori giocare rugby in campo, non io, quindi per i ragazzi pensare, allora cosa fai? Lavorare più insieme, lavorare più semplice, e quindi di più di continuità quando giocare. Ok, Giorgio, tu dicevi
si assomiglia alla squadra dell'anno scorso, come approccio, attitudine, voglia. Questi sono gli aspetti che contano qui da noi alla fine, no? È ovvio che poi quando arrivano questi risultati l'entusiasmo aumenta dappertutto. Beh, Rovigo è una città che vive d'entusiasmo. Se mancano appena i risultati, ci iniziano a intravedere streghe, pensieri strani. Invece se inizi piano piano a vincere, a risalire la china, è più semplice lavorare. Credo che insomma, Gio ormai è qui a Rovigo da diversi anni, quindi sa come funziona l'ambiente. Primavera, se ci arrivi in una determinata posizione, è più facile per Rovigo arrivare fino in fondo. È chiaro che hai comunque Calvisano che è davanti in classifica, difficilmente perderà colpi, anche se andiamo là a vincere sarà difficile che perda altre partite. Però diciamo che il trend è quello dell'anno scorso, cioè si vede proprio in campo che nelle ultime partite hanno più sicurezza, più consapevolezza dei propri mezzi, pur mancando Giovanirca e anche Dennis che non c'è perché comunque hanno problemi fisici. Joe sarà l'acquisto più bello di quest'anno perché quando rientrerà sarà una cosa, intanto avrà una voglia incredibile di giocare perché sicuramente avrà un impatto devastante sulla squadra, sulla partita, perché comunque è uno capace di prendere la linea di vantaggio, di fare il break decisivo. Sono giocatori che sono mancati all'inizio stagione. In definitiva paghiamo unicamente il pareggio col Sandonà in casa e la sconfitta con il Calvisano, che comunque ci può stare perché comunque sono due squadre che si equivalgono, quindi ci può stare che c'è anche un avversario, dico, certo. non è che le puoi vincere tutte. Joe, quanto difficile è far capire un progetto alla gente di Rovigo, ai giornali di Rovigo, ai tifosi di Rovigo? Voi avevate in mente un progetto, sapevate che i primi mesi non sarebbero stati semplici, no? Cambio 16 effettivi, 16 giocatori, tanti giovani dentro. Non è semplice comunicare in questa città. No. Anche the performance of say non c'è la performance o noi non gioca bene, quindi c'è la pressione per i risultati. Progetto avete un progetto di 3 anni sviluppare? Sì, dopo 3 anni quando Filippo Afrato ha preso la squadra, poi dopo 3 anni vince il campionato. Ok, ricomincia con un nuovo progetto, forse playoffs nel primo anno e forse una finale dopo 2 anni, non lo so, ma è importante ricostruire la squadra e ricostruire il progetto per i prossimi 3 anni. C'è giocatori giovani, per me è importante. Anche giocatori di Rovigo è importante e c'è giocatori bravi in Rovigo, quindi è importante il progetto è anche questi giocatori, anche la prima squadra. Questo per me è importante. Sicuramente anche dicevi Francesco Modena prima, era un ragazzo dell'Under 18, adesso te lo ritrovi che sai che questo può giocare in prima squadra, per cui è importante. In novembre lui ha 16 anni, adesso 17 anni, e perché no? Lui ha abilità, mi piace, non solo lui, c'è altri giocatori uguali, so è importante i prossimi 3 anni spingi questi giocatori di Rovigo. Questo è molto importante per il futuro. Sicuro. Tra l'altro a Rovigo, nella storia, no? Vengono gli allenatori e poi si formano un po', no? Perché Rovigo è una piazza un po' così. Tu ti senti un po' cambiato da quando sei qua? Sei cambiato un po'? Chi, io? Sì, tu personalmente, a livello come coach, qualcosa t'ha cambiato? No, io sempre stesso. No, ma
for allenatori, per me it's importante to have the testa aperto, not sempre chiuso. Questo è importante per allenatori perché la situazione dentro la squadra che cambia ogni settimana, quindi è importante per gli allenatori di sempre avere these altre opzioni, not sempre mia idea, but to resolve a problem bisogna cambia. Ma tempo, time, mean, it's an investimento, the time. Ci vuole tempo per cambiare le cose. Sì, questo è difficile perché to have fiducia in una persona o a squadra o a progetto bisogna di tempo. Sicuro. Because you crescere. Certo. C'è difficile per i risultati sempre subito, ma per me io pensare del futuro, not domani. Sì. Giorgio, secondo te Joe, lui dice che non è cambiato, è sempre lo stesso. Secondo te Joe è un po' cambiato? Ma non più di tanto, è sempre rimasto molto british anche nella gestione delle emozioni in campo. È difficile vederlo avere degli atteggiamenti diversi dal solito. Avevo in mente anche la nota della finale, sì, ha risultato, ma ha risultato nel momento della consegna del trofeo, ma è rimasto comunque lucido nella situazione mentre c'era il delirio totale. Quindi insomma, è una questione di carattere. Lui sicuramente ha un carattere molto forte, è uno che ha il polso della situazione e quindi riesce a gestire anche momenti magari emozionanti sia dal punto di vista positivo che anche negativo. Sì, infatti non fai vedere molto le tue emozioni, no? Sempre molto sulle tue. Sì, ma no, ma mia vita personale a casa con mia ragazza io un'altra persona. Meno male. Questo è importante. Per esempio oggi devo comprare dei flowers, dei fiori per San Valentino. Valentino. So, sì, quindi hai un cuore. Sì, Joe c'è un McDonald cuore. ha un cuore. Sì, ma quando rugby, rugby is my passion, so. È un'altra cosa, insomma. Sì, non è una questione di cuore. È adorato dai bambini perché prima della partita lo vanno sempre a salutare e lì inizia a sorridere, lì vicino ai bambini sorride. Sì. Va bene, andiamo a vedere la vittoria in casa con il Recce e poi rientriamo parlando anche un po' del prossimo match, quello che vede la Fenice Z Rugby Rovigo Delta impegnata fra 48 ore circa al Pacifici di San Donà. La seconda e la settima di scena oggi allo stadio Mario Battaglini per la prima giornata di ritorno del campionato d'eccellenza Bersaglieri contro Diavoli, rossoblu rossoneri. Amici ovali, benvenuti a Fenice Z Rugby Rovigo Delta con Reggio Emilia. Ciao Antonio. Buongiorno, buon pomeriggio. Tra drive, vediamo. È la presa di Ruffolo, si forma il drive rossoblu, inizia la spinta dei Rodigini. Interessante, a brivio. Iniziano a guadagnare metri molto importanti Jacques Monberg. Redolfini, Bergonzini, Devodier e Dupress mancano in seconda. Lui è Denis Majstorovic, però Rovigo ancora con l'ovale. Guido Barion sull'out di sinistra con un sostegno interno di Francesco Modena. Dentro i 22 Rovigo, Mantelli per PJ. Pallone a disposizione, vantaggio Rovigo nel frattempo. Si ritornerà sul punto precedente. C'era un senza fuorigioco per l'estremo Rodigino che cerca un abbrivio interessante. C'è un vantaggio. Sì, ma iniziano anche però a guadagnare tanti metri e c'è la meta. Rovigo che deve un po' alzare il ritmo perché si è fatto un po' imbrigliare da Reggio Emilia che zitto. Adesso non possiamo pretendere anche il calcio da Mannato, forza. Sì, ma l'aveva pensato giusto. Chillon si incunia al sostegno di Arrigo, Bobo Arrigo. Attenzione al sostegno anche di Denis Majstorovic. 2 contro 1, bravo Bobo. Bravissimo. Denis Majstorovic, la meta Bravissimo. al 29esimo. Quello che doveva essere è stato fatto. Un po' troppo sostenuta insomma nei confronti dell'arbitro. Basson la mette.
17-7, Reggio che giocherà A questi due in sostegno, quindi ha dovuto forzatamente tenersela. Ancora Mantelli aveva cercato di bruciare in velocità Celona. 3 contro 2, 2 contro 1. E adesso accelera Bobo. Sempre solido Farolini. Ci prova anche Capitan Ruffolo, pallone a disposizione. Cicchinelli, pick and go, vediamo l'arbitro cosa dice. Ha fatto le cose semplici, ha esplotato il pallone, 3 contro 2. Meta, Plessano dice meta. Specialmente nelle rimesse laterali, oltre che nella segnatura. Stefan Basson. Piede educato di Stefan. Insomma, di Variella, un po' di gente. Rovigo avanza col proprio drive alla ricerca della quarta meta. Potrebbe essere una buona occasione per il team rossoblu. Sta andando. È andato. Meta Rovigo, quarta meta, Andrea De Marchi. Soprattutto una forbice molto ampia per Rovigo. Si struttura il drive, è buona la difesa rossoblu in questo momento. Sta mettendo pressione, però c'è ancora il Pacca Reggiano. Cerca di organizzarsi, c'è un vantaggio. Pallone in mano a Dell'Acqua. Sono andati tutti i giocatori di Reggio. Avanzano. Eccola lì. C'è la meta. Pronto Bordonaro, parte Gennari, il suo mancino. Ottima la trasformazione in mezzo ai pali. Ben fermato. Il primo stop, attacca Chillon. Pallone intercettato volontariamente. Sì, ci sta. Da Casenav. Perché era un'azione da meta, c'era un 3 contro 1 perché Chillon è andato a attaccare. Il calcio andrà Alberto Chillon che va a segnare 2 punti. Pallone a disposizione. Giocano fuori per Denis Mestorovic, Guido Barion, troppo veloce, c'è un più largo con Peter Povanello che prova a puntare Farolini, riesce a stare in piedi, bravo Peter. Alberto Chillon si appresta alla conversione che resta ampia sulla destra rispetto all'H. Cambi nei tre quarti perché sacrificare Manghi, che fino adesso ha fatto un'ottima prestazione in prima linea, spostandolo lì all'ala deve essere cioè da risolvere qualche problema di giocatori. Denis Mestorovic converge, muove le gambe, muove il sostegno di Bobo Rigo, velocissimo, e anche di Guido Barion. Bobo Rigo, questo non lo prendi più. Bobo Rigo in mezzo ai pali. Grande meta in Rovigo. Tac, mette il piede sull'acceleratore, va dritto in mezzo ai pali, quindi proprio... Palla vagante. Barion in qualche maniera, giallo per Barion. Giallo al 36esimo per Barion, che a questo punto scende dai gradini nel man of the match e sale a Rigo. Meta tecnica. Meritato, dai, l'avevamo visto giusto. Reggio alla ricerca della quarta meta, la meta del bonus con il pack in avanzamento, sembra essere buona e c'è la meta del Reggio. Cartellino giallo. E come dicevi tu, obiettivo raggiunto, 4 mete per Reggio Emilia che torna a casa comunque con un punto in classifica molto importante anche. Bentornati in studio. Gio, parliamo del match contro San Donato. Come avete preparato questa partita? Quali saranno i problemi da risolvere o dove pensi Rovigo potrà vincere il match? Ancora dei problemi nei centri con Dennis fuori perché ha preso la carta giallo, anche Joe forse un'altra settimana, ma the Mishka è sempre forte. Le ultime 4 partite c'è 4 di Mishka tecnica, quindi il Mishka è avanti, è forte. Sì, in avanti forte. Ancora davanti è il nostro punto di forza? Sì, adesso sì. Ok. Giorgio, il Pacifici è sempre stato un campo non semplice, vuol dire San Donato che comunque dopo gli exploit iniziali qualcosa ha perso, qualche battuta a vuoto ha avuto. Ma ha avuto un crollo più che un passaggio a vuoto. Diplomatico, sì. Gli approcci non posso. Da quando sono andati davanti al giudice sportivo per la questione del quinto straniero, che poi non era vero, cioè nel senso che avevano ragione loro, sono andati in crisi. Non so se sia un fattore psicologico vedersi meno 8 punti in classifica o se è un'evoluzione tecnica, francamente
non te lo so spiegare. Qui hanno disputato una bella partita, li abbiamo anche agevolati noi perché 2 mete gliele abbiamo regalate, anche se si vedeva chiaramente che comunque Rovigo era superiore. Quindi diciamo che francamente non li ho visti molto bene durante nelle partite seguenti, hanno lasciato dei punti per strada, erano accreditate, diciamo, tra le prime 4, però il quarto posto mi pare che siano in 3 a contenderselo, quindi mi sa che faranno un po' fatica a rientrare nei giochi playoff. Comunque è un campo difficile, proprio anche un manto erboso difficile, perché è sconnesso, non so se recentemente hanno fatto degli interventi, io spero, ma le ultime volte che io l'ho visto non era affatto un terreno di gioco piacevole, insomma, su cui giocare. Quindi comunque è una partita da prendere con le molle, bisogna vincerla, poi se arriva qualcosa di più meglio, però l'importante è vincerla. Un Rovigo gioca comunque di fronte a 3 sfide molto importanti, perché a San Donà, Petrarca, Calvisano, e lì si decide un po' i playoff. Insomma, diciamo che a meno che non avvengano dei disastri, sono ormai già nostri. C'è da capire secondo o terzo posto, che anche da un punto di vista proprio morale, di testa, comunque è importante. Per cui 3 match molto molto importanti su cui lavorare. Come avete preparato in queste settimane off queste 3 sfide? No, we comince lunedì with fisica, fitness, e poi just organizzazione, un po' di ritmo, perché settimana scorsa fitness, fisica, di recupero di fisica, e 2 settimane fa e una settimana libera dopo le 5 partite. Quindi questa settimana è just to ricominciare con i movimenti e il ritmo. Sì, basta. Cosa molto tranquilla e pianificata. Sì, no, ragazzi, tranquillo, a me, felice, happy. Felice, quando ragazzi felici è facile tu allena. Allenamento più corto, con intensità, ma anche di chiavi, quando giocatori felici è facile. È tutto più facile. C'è ritmo, meno errori, comunicazione, 40 minuti. È tutto molto più facile, diretto. Giorgio, si diceva appunto 3 partite di fronte, San Donà, il 4 marzo il derby d'Italia, Calvisano. Insomma, sarà una bella premessa la primavera rossoblù, insomma, che è il periodo più bello della stagione, questo si sa perfettamente. Sì. Ma lì si deciderà la griglia praticamente dei playoff, il secondo o il terzo posto ci giochiamo. Difficile, come ho detto prima, difficile pensare che Calvisano riesca a perdere 2 partite, anche se non si sa mai, perché una partita storta può capitare anche a loro, è già successo in Coppa a Mogliano, che con la testa non c'erano nel match. Mogliano, che comunque non sta facendo sfracelli in campionato, è riuscito comunque a portarla a casa. Quindi diciamo che per noi ovviamente il derby è la partita in assoluto la più importante delle 3. Però diciamo che anche quella di Calvisano potrebbe essere importante sotto l'aspetto psicologico, perché andare là a fare il risultato potrebbe ristabilire un equilibrio che in questo momento pende più verso Brescia. E dubbi soprattutto anche dall'altra parte. Se metti dei dubbi sei già un punto avanti. Ecco, Gio, secondo te qual è stata la tua chiave, il tuo plus che hai dato a questa squadra? Cioè quello che tu hai portato, cos'è che veramente tu hai portato di importante in questa squadra? No, è importante la performance, e anche per me è prima cosa è lavorare tutti, e poi quando in campo dimostrare. Queste 2 parole è importante per me, e poi quando c'è queste 2 cose
c'è continuità. Quindi le prossime 3 partite it's a good test. It's a good test for dove noi testa e se possibile noi dimostrare in campo contro Petrarca e Calvazano più forti. E non facile perché uguale quando Viadana ha giocato contro noi e la prossima settimana gioca contro Petrarca, 2 partite molto difficili e duro, quindi giocare 2 partite insieme è importante di testa. La testa prima di tutto. Sì, lavorare è importante e quando entra nel campo, specie queste 2 partite, dimostrare. Questo è importante. La prima partita è a casa come Petrarca e quindi Calvazano fuori, 2 test forti. E poi ho capito dove noi, ma c'era una cosa che tu hai visto in cui noi non eravamo bravi e adesso però siamo bravi, grazie a quello che tu hai dato, la tua esperienza. Sono 2 anni che stiamo dominando. La mischia era già sua comunque prima. Sì, the mischia, ma è il gruppo, the giocatori, la squadra. Ripeto, è felice creare un environment, un ambiente. Tu vieni qua e tu lavorare, ma felice. La felicità, quindi l'ambiente, la felicità è il clima giusto per lavorare. Questo per me è la chiave. E quando la fisica bene, questo è importante. The fitness, la fisica, questa prestagione was forte, molto forte. Quindi adesso i ragazzi stai bene, non fatica, non... I risultati di una prestagione forte li vediamo adesso con... Sì, per me sì. Ma sì, a me ripetere dei ragazzi è felice. Allora andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi, poi rientriamo ovviamente in studio per l'ultima parte in cui ci saranno ovviamente i nostri tifosi che fanno delle domande a Joe e poi parleremo anche un po' di nazionale perché siamo in periodo di 6 nazioni, per cui assolutamente dobbiamo anche porci di fronte a questo contenuto. Ciao Andrea, ciao a tutti gli amici di Rugby House, si torna finalmente a giocare dopo il 6 Nazioni e per le Fiamme Oro è una partita da dentro o fuori. Alla caserma Gelsomini arriva il Viadana e a questo punto si scoprirà che campionato faranno le Fiamme Oro. Se riusciranno a battere il Viadana arriveranno a pochi punti dalla squadra di Frati e potranno ancora lottare per il 4° posto. Al contrario, una sconfitta significherebbe secondo me l'uscita definitiva dalla corsa al 4° posto, anche perché le prime 3 sono davvero inarrivabili e stanno facendo un campionato a parte. Per i Cremisi tornano i 4 permit e tornano anche Marinaro e Zitelli convocati con la Nazionale 7. E a proposito di questo mi chiedo, ma come mai una squadra che sta un po' zoppicando in campionato come le Fiamme Oro ha così tanti giocatori di qualità? Ben 4 alle Zebre durante il 6 Nazioni e ben 2 convocati in Nazionale 7. Cos'è che non funziona in casa Fiamme? Il campionato più strozzato del mondo torna timidamente a farsi vivo approfittando dello spiraglio lasciato libero dalla pausa del 6 Nazioni e lo fa proponendo l'interessante derby tra l'Anfer Sandonà e FMCZ Rovigo, valido per l'11° turno, con i veneziani distanti 2 lunghezze dal 4° posto occupato dal Viadana e gli ospiti secondi dietro la capolista Calvisano, ma con il fiato sul collo dei cugini padovani impegnati nel turno interno contro una Lazio che fuori casa non dovrebbe davvero dare troppi pensieri. Al Pacifici il piano dei biancocelesti di coach Ansel, reduci dalla doppia sconfitta con Lazio e Mogliano e lontani dalla squadra brillante protagonista di inizio campionato, è uno solo: tornare a ricucire il filo con il proprio rugby partendo proprio dalla migliore performance stagionale messa in mostra contro i bersaglieri nel match di andata, un pareggio per 25-25 forse addirittura stretto, tentando quel colpo di reni che servirebbe come l'acqua nel deserto per ridare a tutto l'ambiente la carica che nelle prime giornate aveva portato entusiasmo e risultati. Il tecnico sudafricano potrà puntare dopo molto tempo sul gruppo al completo, con l'infermeria finalmente svuotata e tutta la voglia del mondo di provarci senza paura. Sessioni di box e arrampicata verticale hanno permesso a
tutti la scorsa settimana di staccare la spina senza perdere ritmo e allenamento, ma con la partita ormai alle porte il campo è tornato ad essere l'unico scenario per giocatori e staff, con sedute focalizzate sulla disciplina difensiva e sul lavoro degli avanti, chiamati alla parte più dura del lavoro nel confronto con uno dei pacchetti più efficaci del torneo nei primi 5 uomini. Sull'asse Bauer Wessels Derbyshire Ambrosini, con buone dosi di responsabilità lasciate anche ai giovani Schiabel, Lupini e Maso, per citarne alcuni, il peso di un telaio che ha dimostrato di poter funzionare e che da Rovigo intende seriamente tornare a farlo. Il test di sabato è difatti la prima parte di un doppio snodo destinato a pesare tantissimo sui destini della squadra del presidente Marusso, perché già nel turno successivo, allo Zaffanella, gli 80 minuti contro Viadana metteranno una sorta di verdetto. 2 successi e la Lafert entrerebbe di diritto tra le favorite per le semifinali. 2 risultati negativi e la stagione rischierebbe in maniera quasi irreversibile di trasformarsi nell'ennesimo passaggio transitorio, ipotesi che di Valpiave nessuno vuole nemmeno considerare. Quello tra Petrarca e Lazio, in programma sabato al centro Geremia di Padova, è il classico match da 1 secco in schedina. Un pronostico obbligato, visto il divario in classifica, il risultato dell'andata e l'esito delle ultime partite di campionato delle 2 contendenti. I tuttoneri allenati da Cavinato riprendono il loro cammino forti di un terzo posto, blindato da ben 13 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il Viadana, battuta proprio nell'ultimo turno prima della sosta, al termine di una battaglia di trincea vinta con tanto carattere. I biancocelesti romani invece vengono dal pesante stop casalingo, subito ad opera del Calvisano, e sono nel complesso la squadra di eccellenza che ha vinto meno, aggiudicandosi una sola partita su 10. Ciò nonostante, la Lazio non si trova all'ultimo posto, grazie ai tanti bonus guadagnati contro formazioni più attrezzate. Un particolare di cui il Petrarca dovrà tener conto, anche se i 25 punti di vantaggio in classifica e il 23-64 dell'andata sono un eloquente biglietto da visita. Bentornati in studio, le domande dei nostri tifosi a Joe McDonnell. Edoardo scrive, non è Edoardo né Ruffolo né Lubia, né un Edoardo. Visto che Joe è neozelandese, vorrei chiedergli se secondo lui, quindi secondo te, il rugby italiano può almeno in parte ricucire il gap con le altre nazioni importanti. Possiamo andare vicino, possiamo recuperare secondo te o no? Quando adesso? Probabilmente sì. O il futuro? Prossimo, vicino. No. Ha messo anche per lasciare un po' di speranza, no. Per me ti recupero, maybe in futuro sì, ma questo bisogna progetto, e il progetto è con i giovani, to lavorare con i piccoli, a ripetere è un investimento in time, tempo, questo è la chiave per me. Qual è la difficoltà più grave che vedi nei giovani italiani? L'atletica, le skills, qual è il problema che tu noti? No, non c'è problema, è il tempo, perché i piccoli solo a campo 2, 3, 4 volte, ma la differenza è Nuova Zelanda e loro sempre a palla in mano a scuola, dopo scuola, prima scuola, a letto, quando dormi. So it's the tempo, the time they spend with the ball, con la palla in mano. Ma non c'è problema, la chiave è di ripetere, di allenarsi. Giorgio, la giro a te la domanda. Allora, io devo dire una cosa, in Irlanda lo sport principale è il calcio gaelico. Certo. Cioè il rugby è il secondo sport. E ci hanno dato una lezione sabato, che ce la ricorderemo probabilmente per un pezzo, perché non abbiamo praticamente visto il pallone. Tecnica individuale eccezionale, preparazione fisica spettacolare, fondamentali ineccepibili, cioè noi praticamente non abbiamo giocato, abbiamo guardato, abbiamo cercato, ma purtroppo se non hai il pallone in mano, se non hai il possesso, rugby è uno sport abbastanza semplice, prendi la palla e avanzi. Se non riesci a fare una di queste due cose, fai fatica, cioè, obiettivamente è faticoso. Sul futuro, il futuro l'avevano già tracciato 10 anni fa, il futuro, solo che gli altri sono andati avanti e noi siamo rimasti più o meno quelli di prima.
E quindi fai fatica, ha ragione Joe, che bisogna investire sui giovani, bisogna fare campi in sintetico, le accademie anche lì è un investimento colossale, e cosa ha portato? Anche lì è un discorso di, invece di farlo nei club, per dirti a Rovigo ha iniziato un percorso, è un percorso sicuramente tortuoso su cui si può discutere, ma perché non farlo in tutti i club? Perché non incentivare i club a progredire e fare un percorso per i giovani? Quello è un tema difficile. Prendo la palla che mi passi, perché so, diciamo che tu consigli ai giovani di restare nel club e non andare in accademia, perché poi dice in accademia non si allenano come nel club crescono meglio rispetto alle accademie, perché sono abituati a giocare con gente più forte, più matura, mentre nelle accademie giochi con i tuoi coetanei, no? E questo era un punto di vista che insomma si percepiva. Parlando con molti giocatori, i tuoi giocatori hanno detto sì, tanti ragazzi che arrivano dall'accademia qui sono migliorati tantissimo, magari fisicamente arrivano pronti, ma non hanno le capacità tecniche e tattiche per giocare a un certo livello. È questo, no? Sì, tattica è importante, non solo di fisica in Italia, il ritmo, ma anche insegnare ai ragazzi come giocare rugby, tattica. Ma per me è non importante se allena all'accademia o il club, ma è importante insegnare. Certo. Segnare dei giocatori, un obiettivo stesso insieme o un obiettivo di segnare i giocatori, tecnica, fisica, lavorare, ma non importante dove, ma c'è degli allenatori di esperienza o di sostegno per crescere giocatori di under 18 e giù. Sì, prendo l'esempio che parlando, tanto faccio nome, non è un problema, lo stesso Lucio Rodriguez ha detto Leo Mantelli da quando è qui, e poi l'hai detto anche tu nell'ultima partita con Reggio, è migliorato tantissimo, cioè ha fatto veramente dei balzi da gigante, per cui il fatto di allenarsi con noi che siamo più grandi, più vecchi e da un ritmo diverso aiuta i ragazzi a crescere prima. E anche immagino il lavoro che stai facendo con dei ragazzi giovani, no? Penso anche alle prime linee che abbiamo, penso anche a un Bordonaro che comunque pian piano è cresciuto con te, adesso sta trovando il suo posto, e penso al lavoro che stai facendo con i vari Pavesi, Cincotto e tutta sta gente, vuol dire che probabilmente nel club si riesce a trovare un suo habitat più importante. Sì, ma è importante che i giocatori a Rovigo crescono, stai qua. Io ho perso 3 prime linee di Femioro, per esempio, sì. C'è Alessio, Max Rovelli, Roberto Tenga, Otis from Piacenza, Bibi Quaio. Scusa, ma io non alleno prima linea per altri club, quindi è importante che, ok, se io crescere, bisogna ragazzi stare qui. Questo è importante per il progetto di giocatori Rovigo per il futuro. Io non volevo allenare altri giocatori dopo 1 anno o 2 anni. Ciao. There's no futuro in questo modello. Certo. Quindi, ripeto, it's tempo, it's time. Invest in the time. Ok, Marina chiede, la grinta nel gioco, nel giocatore e nel gioco è qualcosa che si può trasmettere o ognuno ce l'ha dentro di sé? Le motivazioni, la grinta? No, it's impossibile to allenare grinta. Se c'è grinta, c'è grinta. Per esempio, Edo Lubian, io alleno lui perché tutti capito Edo Lubian, lui c'è da cuore, da grinta,
lui è un po' di matto, io non posso allenare queste cose, se c'è o non c'è, capito? Non lo so perché lui è così, ma la prima cosa, lui love rugby. Sì, it's not facile. È difficile, ma è importante, ripeto, lavorare. Ogni persona lavorare, non io lavorare per crescere queste cose. C'è di grinta o di motivazione o no. Giorgio, per te? Ma secondo me lui l'ha tirata fuori però, Cioè adesso lui svia un po', però l'anno scorso c'è stato un cambio radicale sull'impostazione delle partite in campionato. Joe ce l'ha la grinta, sì, non hai bisogno di insegnargliela. l'ha tirata fuori, è che poi non si può entrare negli spogliatoi, ma tra il primo e il secondo tempo ogni tanto qualche strigliatina, insomma. Ti fai sentire tra il primo e il secondo tempo, vero? Scusa? Tra il primo e il secondo tempo un po' di grinta la tiri fuori quando serve. Sì, 2 volte, una partita l'anno scorso contro Lazio e in finale. Cosa gli hai detto in finale? Quello che si può dire. Niente, resta negli spogliatoi, però il risultato è stato ottenuto, per cui hai detto sicuramente bene, hai fatto un bel discorso. Sì. quello è sicuro. E mi volevo un po' collegare al fatto anche prima della nazionale, no? La nazionale, Giorgio, che alla fine perde sia con la femminile, che la femminile era una delle nazionali più forti, sia la 20 che probabilmente è la generazione migliore degli ultimi anni, la prima squadra ne abbiamo già parlato. È un momento difficile per il rugby italiano. Allora, per l'Under 20, quando perdi di un punto, in quella maniera lì, quelle partite le devi portare a casa. Cioè è inutile che stiamo qui, abbiamo perso di un punto, le partite le devi portare a casa. Se no continuiamo sempre onorevole sconfitta, eccetera, eccetera. Bisogna insegnare ai ragazzi che le partite bisogna vincerle e basta. Se no dopo vanno e andiamo a fare queste figure, perché quella della nazionale maggiore è stata una figura allucinante. Cioè è stata un'umiliazione. Cioè io fossi stato un giocatore, mi sarei sentito umiliato e probabilmente molti si sono anche sentiti in uno stato d'animo simile, perché purtroppo ci hanno dato una lezione e non ne veniamo fuori. In questo momento qua la situazione è questa qui, la fotografia del nostro rugby è questo, loro sono avanti e noi siamo indietro, e quindi la vittoria col Sudafrica a Firenze è stato un jolly, perché abbiamo pescato una squadra che era completamente allo sbando. Dopo quella sconfitta in Sudafrica è successo il finimondo, e quindi insomma bisogna un bagno di umiltà un po' a tutti, dalla parte della dirigenza federale all'ultimo dei magazzinieri. L'allenatore non ha nessuna colpa perché è appena arrivato, sicuramente è un bravo allenatore. Quelli che l'hanno preceduto non erano nati ieri, perché abbiamo avuto 2 neozelandesi, un francese, cioè tutta gente che comunque di rugby ne mastica, non è che... E lì c'è un bel lavoro da fare, ma molto lungo. Allora, abbiamo pochissimi minuti, ma c'è Joe qui con noi, per cui voglio fare una domanda in più rispetto al discorso della nazionale. Quando è venuto Connor, O'Shea e tutto lo staff, di cosa avete parlato? Come ti è sembrato, insomma, questo coach? No, lui ha detto bisogna cambia di strato o di lavorare di più, ma I mean, i risultati dell'ultima partita 60 per me di questo non è il problema. Per me è importante perché noi qua in questa situazione è importante capito cosa ha fatto la squadra o l'allenatore o la federazione per noi to be in questa situazione.
indietro un po', capito cosa bene, cosa non bene, le cose non bene, fuori, le cose bene, e poi lavorare in the time, the investimenti in il progetto, perché è importante creare il progetto, perché ok, 63 punti, ma adesso cosa fai? Not la prossima partita, ma cosa fai per i prossimi 3 anni? Questo è importante. È importante vincere, ma cosa molto importante è cosa fai noi per vincere, capito? Capito perfettamente. Ok, è importante vincere la prossima partita, ma è importante cosa fai noi per i prossimi 3 anni per vincere Per restare competitivi e tutto il resto, certo, assolutamente. Perché c'è giocatori, a me Parisi, c'è dei giocatori alto livello, quindi non lo so. È difficile, capire. Non difficile, ma just gotta pensare e lavorare e dimostrare. Certo. Investimenti nel futuro per me. Ok, 60 punti, va bene, chiudo. Cosa fai? Avanzare. È importante e positivo, perché è importante tutti positivo per il futuro, perché c'è del sostegno in Italia, ogni partita di quante persone? 40-50 mila. Cioè, è incredibile. Sì. Quindi c'è del support. So, per me non è importante il risultato, ma è importante è adesso cosa fai? Chiaro. Ultima domanda per Joe. Ti piaceva di più giocare o allenare? No, allenare. Ti piace di più? Io? Sì. No, giocare, of course. No, giocare, sì, ma... E allora, nella tua esperienza da giocatore, no? Qual è un ricordo che hai, per dirti, quando eri a Newcastle, se non sbaglio, no? Sì. Qual è un ricordo che hai di quell'esperienza in Inghilterra? No, io ho giocato con Johnny Wilkinson, Carl Heyman. Perché l'anno scorso abbiamo parlato del tuo ricordo di John Alomo in corriera con le patatine che mi dicevi, no? Allora adesso volevo capire se avevi qualche... No, e anche in 2002 ho giocato con John Alomo, Con Wilkinson, che ricordi hai di Wilkinson? No, lui tranquillo, sempre allena, tranquillo, sempre, you know, un passo indietro, Sì, un alto livello. Un professionista. Sì, ma no, ho giocato 12 anni professionali con giocatori di un certo livello. Sì, Carlos Spencer, Andrew Mertens, John Alomo, incredibile. Jerry Collins, adesso... No, è bella esperienza. E una cosa che a me ha colpito positivamente è il legame che tu hai con Gubbio e il club. Gubbio, sì. Cosa hanno di speciale questi ragazzi? No, le persone di Gubbio vicino al mio cuore. Io ho 2 anni a Gubbio, bella esperienza. Una club uguale, the passione, uguale Badia, Fresnelli, Villadosi, Monselici, they gioca with the cuore e the investimenti in the giovani and the sociali, the vicino. It was uguale. Gubbio is, the cibo, the persone, ma bella esperienza, importante esperienza, perché io finita mia rugby in Inghilterra e then Nuova Zelanda, then Spagna, then entro in Italia, and the cultura was diversa, and io the testa dei stranieri, di Nuova Zelanda, Australia, più diretti. Col focus. Sì, in Italia è un po' diversa.
e come allena e come condividere la mia esperienza e io non normale, io con grinta e più forte, ma in Italia è importante capire la cultura e allena giusto la cultura. Questo was importante per me i primi 2 anni in Gubbio, quando vieni a Rovigo un po' più non facile, ma più confidente, conoscevi un po' di più. Sì. Giorgio, Joe sta diventando un po' più italiano però. Però gli rimane sempre un po' un gap. Sì. Non so se il suo italiano è come il nostro rugby come nazionale rispetto a altri. No, io un po' pigro. No, però sta migliorando rispetto a... No, moltissimo tra l'altro, moltissimo. Va bene, siamo giunti alla fine, puntata un po' lunga oggi, ma avevamo Joe, insomma, dovevamo condividere con lui qualche momento in più. Grazie Joe per essere stato con noi. Grazie. Giorgio, come sempre. Grazie, è un piacere. Tutti sabato al Pacifici a tifare FMCZ Rugby Rovigo Delta. Buonanotte.